È bene mangiare una varietà di verdura e di frutta. La varietà dell'orto invernale è meravigliosa. Quando io vado a fare la spesa, quando d'inverno abito a Milano, e vado al negozio di Natura Sì sotto casa e trovo questo banco dove ci sono magari 10 varietà di cavoli. C'è la verza, c'è il cavolo cappuccio verde, il cavolo cappuccio viola, c'è il cavolo navone, c'è il cavolo rapa, c'è il cavolo riccio, c'è il cavolo nero, ci sono i broccoli, qualche volta c'è il cavolo fiolaro, ci sono naturalmente le cime di rapa e sono delle verdure meravigliose. Vi raccomando, quando le cucinate, di lasciarne anche un pezzettino crudo, perché quel pezzettino crudo vi darà l'enzima che vi rende disponibili le sostanze meravigliosamente protettive che ci sono nei cavoli. Poi ci sono naturalmente i finocchi, ci sono i carciofi e ci sono poi sempre in tutte le stagioni le carote, le cipolle. D'estate è un po' meno ricca, ci sono naturalmente i pomodori, le melanzane, ci sono i fagiolini, le crucifere non ci sono quasi più, c'è la rucola, ecco, ricordatevi della rucola d'estate e dei rapanelli, che sono le uniche due famiglie. Beh, c'è anche il crescione, ma il crescione non lo si trova mai. La varietà è importante oltre la quantità e quindi frutta e verdura, cruda e cotta va bene, perché anche cuocendo le verdure si distruggono un pochettino queste sostanze, ma in realtà si ammorbidisce la parete cellulare e quindi li si rendono ancora più disponibili. Se per esempio voi mangiate una carota cruda, di beta-carotene ne assorbite ben poco perché mica riuscite a rompere le cellule. Se la fate saltare brevemente in padella, ne mangiate di più di beta-carotene. E quindi va bene cruda e va bene cotta. E va bene con la buccia la frutta biologica naturalmente, perché la frutta contiene proprio la quantità di queste sostanze protettive, di questi polifenoli protettivi, e soprattutto nella buccia.